Parlate tifosi napoletano. Benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra, ma prima, se siete nuovi qui già, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità da Napoli. Ultime notizie: Napoli. Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset in cui ha parlato di scudetto, Champions League e del futuro, in mixed zone dopo la partita della sua Polonia di ieri sera, vinta per 1-0 contro l'Albania. Zielinski: rinnovo, scudetto e Champions, abbiamo degli obiettivi, vogliamo raggiungerli vincendo più partite possibili. La parola scudetto non ci ha fatto mai paura, abbiamo sempre avuto una squadra forte. Stiamo facendo cose incredibili, ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo continuare così perché ci sono ancora tanti punti da fare, quarti di Champions col Milan. Il Napoli non ha paura nemmeno in Champions League, siamo una squadra forte, matura e faremo grandi cose. Kvaratskhelia e Osimhen, che qualcuno già candida in futuro per il pallone d'oro, sono due giocatori fortissimi, danno tanto, se un giorno dovessero vincerlo sarei contentissimo, ma penso alla squadra, Zielinski sul rinnovo del contratto e sulla fascia da capitano. Il capitano è Di Lorenzo, siamo a posto. Io sto benissimo a Napoli, sino da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa. Voglio continuare con questa squadra. Vediamo in futuro. Manca 1 anno e mezzo alla scadenza, non c'è fretta, è i fan di Azzurra. Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli. Forza Napoli sempre!